terminata con il risultato di 2-2 la sfida tra Athletic Club Palermo e San Vito Lo Capo. Siamo qui con l'autore di 2 gol, Fabrizio Allegra. Ti chiediamo subito di commentare i gol e poi la prestazione della tua squadra. Allora sì, un risultato 2-2, buonasera a tutti intanto, è un 2-2 che penso sia giusto per quello che si è visto in campo. Siamo andati in vantaggio 2 volte, ci siamo fatti rimontare, abbiamo rischiato di perdere la partita, abbiamo rischiato di prendere il terzo gol, abbiamo rischiato di farlo, quindi penso che un pareggio alla fine sia giusto. I 2 gol sono venuti un tiro da fuori su uno schema di fallo laterale e il secondo, se non ricordo male, una ripartenza, un contropiede, una palla a secondo palo l'ho toccata dentro. Una grande prestazione anche per il portiere Gammicchia, ha salvato veramente più volte il risultato. Ti chiedo cosa diresti forse a questo portiere molto giovane per migliorare, perché è un portiere veramente molto molto talentuoso. Sì, Alberto è un nostro punto di forza, è un ragazzo che ha potenzialità incredibili, lo dimostra soprattutto spesso in allenamento. In partita quest'anno è da circa 3 partite che è tornato ai suoi livelli, ha avuto qualche alto e basso a inizio stagione come tutti del resto della nostra squadra. Abbiamo cominciato abbastanza male con 5 sconfitte di fila, anche per tante assenze forzate. Adesso ci stiamo rimettendo in carreggiata e speriamo di poter fare bene in questo campionato. Alberto comunque è un ragazzo che può ambire anche ad altre categorie sicuramente. Un punto strappato all'Athletic Club Palermo in casa, appunto la formazione rosanero. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, un match contro Atletico Monreale molto importante per le sorti della classifica. Come la preparerete e cosa ti aspetti da questa squadra? Non conosco benissimo l'Atletico Monreale, non so chi ci gioca, non mi sono informato tantissimo a inizio anno, però sicuramente la studieremo durante la settimana, cercheremo di preparare al meglio la partita come del resto ogni settimana. Sì, è importantissima perché comunque ci servono i 3 punti per cercare di allontanarci da questa zona bassa che non fa mai piacere.